Stasera sarà una serata dedicata alla Sardegna, ovviamente, all'archeologia, ma nello specifico all'età punica, ossia quel periodo che va dall'avvento di Cartagine nel Mediterraneo, quindi intorno al 550 a.C., per 3 secoli, fino ad arrivare alla dominazione romana, l'amministrazione romana, quindi intorno al 250 a.C., poi 230, diventa 238, quindi le famose guerre puniche ci coinvolgono in pieno in questo periodo, e Nicola ha avuto una bellissima idea. Visto che tutti noi scriviamo libri seri scientifici sull'archeologia, pur con un linguaggio didattico e semplice, non sono adatti ai bambini che non hanno un approccio diciamo come il nostro da adulti verso questa materia. Quindi Nicola ha pensato bene di fare una collezione di testi con un disegnatore molto bravo, accattivante, che per i bambini insomma attrae l'attenzione, e raccontare l'archeologia a modo suo, quindi con parole semplici, e anche per noi adulti questi libri alla fine diventano interessanti. Quindi tra i libri di Nicola, che sono per bambini ma non troppo, e i nostri libri, che sono invece per adulti ma non troppo, si riesce a trovare un mix corretto per conoscere insomma le vicende della nostra amata isola. Allora, buonasera a tutti, grazie a Pierluigi, grazie a Rita insomma, per l'ospitalità che ogni volta insomma, mi dedicano. È un piacere essere qua, è un piacere sapere appunto che andrete il 28 nel sito del quale sono direttore scientifico, il sito di Selenia Lanusei, e spero davvero farò l'impossibile per esserci, perché mi piacerebbe molto, insomma, visto che siete una grande famiglia, insomma, vorrei appunto essere con voi il 28 e accompagnarvi insomma, nella scoperta di questo sito che vi piacerà particolarmente, non solo per la parte strutturale, monumentale, ma anche per tutta la cornice ambientale che c'è attorno. Allora sì, io ho pubblicato proprio di recente, è uscito alcune settimane fa, il mio ultimo libro per bambini. Io oltre fare l'archeologo, insomma, mi occupo di divulgazione per i più piccoli, e questo è il terzo di una serie. Il primo libro aveva come tema la preistoria della Sardegna, dal Paleolitico, quindi dalla prima comparsa dell'uomo nell'isola fino all'età del rame. Il secondo, il terzo, ovviamente, è dedicato alla civica magica, e anche l'uso dei termini non è casuale, poi vedremo meglio, insomma, in questa chiacchierata, perché ho deciso di usare insomma, alcuni termini e bandirne altri. La casa editrice, la Condaghes, che ha sposato fin da subito, quindi questa che inizialmente nasce come una scommessa, che ci sta dando tante soddisfazioni. Abbiamo venduto migliaia di copie, adesso abbiamo tradotto in diverse lingue, soprattutto inglese e francese, la prima edizione, e i progetti futuri riguardano proprio la prosecuzione del racconto dell'archeologia sarda per bambini, ovviamente parlando anche degli altri periodi, quindi a seguire ci saranno quelli sull'età romana, sull'età medievale, speriamo di arrivare fino più o meno al Settecento. Allora, io sono un archeologo specializzato prevalentemente nel settore preistorico e nuragico, quindi oggi parlerò di un argomento che sì, mi è familiare, perché comunque all'università ho dato degli esami di archeologia fenicio-punica, perché mi sono occupato anche di scavi di quest'epoca, e negli anni mi sono fatto insomma alcune idee, ho cercato insomma di fare chiarezza almeno nella mia testa e proiettarla poi anche appunto soprattutto verso i bambini, quindi fare chiarezza insomma sui termini. Parliamo di un argomento abbastanza scottante, quello appunto del periodo punico, ma molto spesso insomma si fanno degli errori legati proprio alla terminologia. Detto questo, io inizierei proprio con questa mappa che ci fa vedere, già ci mostra il nostro Mediterraneo come un continente a sé, un continente
che fondamentalmente ha visto l'acqua per diversi millenni non essere un ostacolo, ma bensì proprio un ponte che ha unito sia la parte orientale con quella occidentale. Quindi dobbiamo già cambiare la nostra forma mentis e pensare appunto che in quell'epoca era molto più semplice e consigliabile spostarsi via mare che non via terra. Parliamo di un periodo, chiaramente, quello che va approssimativamente dal 1200 all'800 a.C., ma che poi proseguirà anche nelle epoche successive, dove ovviamente non c'è ancora un sistema stradale efficiente come lo avremo in età romana. E badate bene, ancora in età romana si prediligevano i viaggi per mare, erano molto più sicuri. Ovviamente il mare va saputo sfruttare in determinati periodi, quindi si consigliava la navigazione da maggio fino a ottobre. Lo stesso Marco Tullio Cicerone, quando scrive al fratello Quintus che viene in Sardegna, raccomanda appunto di non mettersi in viaggio durante il periodo invernale. Quindi dobbiamo veramente fare uno sforzo e pensare che il Mediterraneo è un ponte e non una barriera. E qua sono indicate insomma alcune delle merci che viaggiavano tra Oriente e Occidente. La nostra isola non poteva che essere compresa in questo mondo fatto appunto di traffici commerciali, e noi siamo protagonisti come gli altri. Quindi bandiremo assolutamente il termine conquista e anche il termine dominazione. Facciamo un po' di chiarezza sui termini. Cananei, Fenici, Cartaginesi e Punici. Cosa appunto accomuna questi termini e quali sono le differenze? Molto spesso, ancora oggi, sentiamo parlare di periodo fenicio-punico, sito fenicio-punico, materiale fenicio-punico. Non vuol dire nulla, o è fenicio o è punico, ma soprattutto dobbiamo capire quando compare questo nome e cosa va a indicare. Non a caso io ho inserito anche il termine cananei, cananeo, così appunto la Bibbia indica quei popoli che vivevano nell'area del vicino Oriente Antico. Quindi i cananei sono quei popoli che vivono nel vicino Oriente, non necessariamente solo nel Libano, sia chiaro, perché questi confini non erano ben come dire, stabiliti, soprattutto i confini politici. Questi popoli ad un certo punto migreranno verso la costa e lì cominceranno a fondare le prime città. Quindi i cananei sono fondamentalmente gli abitanti del vicino Oriente Antico che vivono là tra il 1200 e l'800 a.C. Comparirà poi, attorno all'800 a.C., il termine Fenici, ma gli abitanti del Libano non chiamavano se stessi Fenici, guardate bene. Loro chiamavano se stessi come appunto abitante di Tiro, di Sidone, di Biblo, di Berito, quindi non c'era un sentimento di popolo, di nazione come pensiamo noi oggi. Quindi un termine che danno i greci, ma i greci non dicono mai quelli sono gli abitanti del Libano, indicano probabilmente dei commercianti, dei navigatori che fanno spola tra Oriente e Occidente. E in una nave di quel periodo avremmo visto tanti componenti provenienti da aree geografiche differenti, anzi probabilmente era molto meglio avere nel proprio equipaggio persone che parlassero lingue differenti, in modo insomma anche da poter fare, come dire, da tramite, da traduttori, ogni qualvolta insomma si affrontava e si sbarcava in un porto differente. Il termine cartaginese, quindi per Fenicio dal punto di vista archeologico dobbiamo indicare solamente persone o oggetti che siamo certi provengano dal Libano o dal vicino Oriente. E questa certezza adesso, direi, dal punto di vista archeologico non c'è. Poi vedremo il perché. Non c'è in Sardegna. Com'è? Quindi anche nella fascia cananea. Assolutamente sì. Però, ripeto, non siamo certi che i materiali archeologici dell'VIII secolo a.C. trovati in Sardegna provengano dal Libano. Stanno rivelando parecchie cose. Per cartaginesi, cosa si intende? Dal punto di vista archeologico, quando noi utilizziamo il termine cartaginese, dobbiamo indicare
cioè va ad indicare solamente persone o oggetti materiali che siamo certi provenire dalla città di Cartagine. Pierluigi ha parlato di più o meno 550, ma probabilmente la città nasce qualche secolo prima, con contributi differenti, che non erano solo quelli del vicino Oriente Antico. Probabilmente c'è la componente berbera, che era la componente appunto indigena, e di tanti altri popoli che gravitano soprattutto nel Mediterraneo occidentale. Proprio negli strati di fondazione della città di Cartagine si sono trovati dei materiali tardonuragici. Quindi io sono quasi certo che anche la comunità tardonuragica abbia contribuito alla fondazione di questa città, se di fondazione si può parlare. Quindi quando indichiamo appunto qualcosa col termine cartaginese dobbiamo essere certi che provenga da Cartagine, che questa certezza non ce l'abbiamo molto spesso. Adesso è stato introdotto un altro termine che va a sostituire quello del fenicio ed è il cartaginese arcaico, e sono quegli oggetti che provengono da Cartagine datati all'8° secolo a.C., perché è molto più probabile che quelli che un tempo si pensava arrivassero dal Libano probabilmente invece arrivano dal Nord Africa. Il termine punico è quello che io prediligo quando si parla di Sardegna tra appunto l'8° e più o meno il III secolo a.C. Perché? Perché il termine punico è un termine un po' più ampio che comprende una cultura che inevitabilmente dall'8° secolo a.C. va a incidere soprattutto nel Mediterraneo occidentale, perché la vera città, la vera potenza rimarrà fino al III secolo a.C. Cartagine, non Roma. Roma non aveva assolutamente le carte in regola in quel periodo per poter come dire, trattare alla pari con gli altri popoli. Roma era un villaggio. Dovremmo aspettare il III secolo a.C. per vedere nascere questa città e lì cominciano i primi contrasti proprio con la città di Cartagine, e sappiamo bene insomma quale sarà l'epilogo. Quindi il termine Sardegna punica che utilizzo nel libro, in età punica, rende l'idea già insomma di come al termine conquista, dominazione dobbiamo pian piano introdurre quello invece di acculturazione. La Sardegna sarà punica perché abbraccerà in toto materiali, lingua, scrittura e anche religione proveniente da Cartagine. Bene, anche per quanto riguarda gli aspetti religiosi, il pantheon religioso insomma di questo periodo, la Sardegna si allineerà, quindi ci sono nel pantheon fenicio ma anche cartaginese 3 massime divinità, Baal Ammon, che è insomma equiparabile al Giove dei Romani, allo Zeus degli Etruschi, Ishtar o Astarte e Tinnit, che è in assoluto la divinità più venerata nella Sardegna punica. Allora, per quanto concerne le città, ecco, anche qui un tempo si parlava e si diceva con assoluta certezza che fossero tutte di fondazione fenicia. In realtà questi dati non sono mai venuti alla luce. Vediamo molto spesso invece che laddove nascono queste città, che poi raggiungeranno il culmine nel V secolo a.C. e proseguiranno il loro successo anche in età romana, ci sono già degli insediamenti locali o indigeni, quindi è molto probabile che queste forme di urbanizzazione non siano altro che l'evoluzione dal sistema villaggio al sistema urbano, ma non necessariamente dobbiamo pensare a una componente, come dire, alloctona che va a fondare queste città. Questo perché lo dico? Perché abbiamo tutta una letteratura, un'archeologia che per anni ci ha parlato di una Sardegna che sembrerebbe quasi deserta. Ad un certo punto i sardi sembrano scomparire dalla storia. Ed è lì che invece dobbiamo veramente cambiare la nostra forma mentis. I sardi continueranno ad essere protagonisti e questo ce lo dice chiaramente l'antropologia fisica. Non abbiamo componenti esterne in questo periodo. Vedremo appunto che il codice genetico dei sardi rimane tale dal Neolitico fino ai giorni nostri e in quest'epoca non troviamo insomma componenti esterne che indubbiamente ci saranno stati, indubbiamente abbiamo avuto insomma
dei popoli, delle comunità che si sono insediate in Sardegna, ma non così tanto da poter cambiare l'assetto genetico. È un po' come quando parliamo di romani nel resto d'Europa, ma giustamente qualcuno ha fatto notare che gli abitanti di Roma non erano così tanti da poter sostituire completamente le altre popolazioni europee. Quindi stiamo parlando appunto di fenomeni di acculturazione, ma soprattutto non dimentichiamo che i nomi di queste città non sono nomi fenici né cartaginesi, sono nomi paleosardi. Sulchi, Carales, Tarros, Nora sono tutti nomi appunto che appartengono al sostrato linguistico paleosardo. La lingua che si parlava in età nuragica e che probabilmente si continuerà a parlare ancora in epoca punica e addirittura vedremo poi anche in età romana. Io mi sono concentrato prevalentemente oggi sulla città di Cagliari, perché Cagliari, diciamo, è uno specchio importante di quello che succede in Sardegna appunto tra il VII, VI e III secolo a.C. Dal punto di vista archeologico vi devo dire che forse l'età punica non ci dà così tante soddisfazioni come ce la dà appunto l'età nuragica, dove ogni pezzo è fatto a mano, ogni pezzo è un pezzo unico. Proprio in questo periodo, attorno al VII-VI secolo a.C., compare il tornio veloce, che appunto permette di realizzare in maniera molto più veloce appunto forme che poi saranno prevalentemente standardizzate. Con noi nei contesti funerari, nei corredi funerari andiamo a trovare soprattutto questi vasi, questo set. Il primo in alto a sinistra è il vaso, la brocca con orlo a fungo o ad orlo espanso, si può chiamare in entrambi i modi. Abbiamo appunto una brocca con orlo trilobato, che è quella in alto appunto a destra, e poi giù abbiamo una doppia patera che serviva appunto per contenere dei cibi e la fiasca del pellegrino sulla destra. In realtà quella forma ce l'abbiamo già in età nuragica e comunque proseguirà, ecco, anche in età punica. Poi abbiamo degli incensieri, dei bracieri un po' più complessi, ecco, a volte molto egittizzanti. Perché? Perché l'Egitto ancora detta le regole sulla moda, sulle correnti culturali. Quindi è un rapporto che abbiamo già nell'età nuragica e che continuerà ad esserci appunto anche nelle epoche successive. Ecco qua, ovviamente non possiamo non parlare della storia di Nora, è un documento sicuramente importantissimo, ma sul quale ancora si discute. Ecco, voi sapete bene appunto che questo importante reperto venne trovato a fine Settecento, proprio nei pressi di Nora. È un'epigrafe con un'iscrizione in alfabeto fenicio. Questo, insomma, abbiamo avuto modo anche con Pierluigi di parlarne diverse volte. Ecco, scrittura nuragica sì, scrittura nuragica no. Ecco, la mia idea è che effettivamente i sardi stessero arrivando a una scrittura autonoma, ma fu molto più semplice ad un certo punto abbracciare un sistema comunque alfabetico che comprendessero e conoscessero in tutto il Mediterraneo. Se volevi continuare a mantenere rapporti con le altre popolazioni, bisognava in qualche modo utilizzare un alfabeto che era universale. Ovviamente tutti sapete che la peculiarità è che effettivamente nella terza riga, leggendo appunto da destra verso sinistra, perché la scrittura, l'alfabeto fenicio è un alfabeto bustrofedico, ha 22 consonanti, non ha le vocali e va letto appunto da destra verso sinistra. È presente quella che dovrebbe essere la prima menzione della Sardegna, Chardin, Chardin. Ovviamente qua non abbiamo le vocali, quindi dobbiamo ipotizzare che la pronuncia fosse Chardin. Sulle traduzioni ce ne sono a bizzeffe e nessuna convince al 100%, quindi non mi addentrerò su questo argomento. La città di Cartagine è ovviamente la più grande, la più potente in assoluto, che tanto fa paura a Roma nel momento in cui cresce. Dobbiamo subito dire una cosa: noi abbiamo le fonti che ci provengono dal mondo romano, latino, e non dal mondo cartaginese.
Io sono certo che a Cartagine ci fossero delle biblioteche, ci fossero degli archivi, loro probabilmente scrivevano su papiro, ma tutto questo venne cancellato nel momento in cui Roma decide di cancellare l'identità e la storia di questa città potentissima, che secondo me doveva essere anche all'avanguardia, doveva essere una grande città, una città insomma multiculturale, una città molto ricca, ma che purtroppo insomma dal punto di vista così letterario non ci ha lasciato nulla, ma non perché loro non scrivessero, non avessero insomma, come vi dicevo, una loro documentazione, ma viene fatta tabula rasa, quindi noi conosciamo esclusivamente la versione romana dei fatti insomma, che avvengono nel Mediterraneo in questo periodo. E ovviamente la versione romana sarà tutt'altro che benevola nei confronti dei cartaginesi, e lì cominciano insomma a girare falsi miti, false leggende, pregiudizi nei confronti di questo popolo, fino al culmine che vedeva i cartaginesi come degli spietati assassini che non si mettevano problemi ad uccidere insomma, gli anziani, ad uccidere i bambini. Tutto questo non è provato dal punto di vista archeologico, sia chiaro. È una versione ovviamente in chiave anti-cartaginese. Guardate l'influenza, appunto la sfera cartaginese, che io da questo momento chiamerò appunto culturale punica, che abbiamo ecco, nel Mediterraneo occidentale. Quasi tutta la Spagna appunto meridionale, gran parte del Nord Africa, la Sardegna, la Corsica e ovviamente tutta la parte diciamo occidentale della Sicilia. Siracusa invece manterrà ancora come dire, questa sua identità legata soprattutto al mondo greco. Qua siamo appunto nel III secolo a.C. e guardate la sfera invece di influenza di Roma è molto più ridotta rispetto a quella cartaginese e tra l'altro non sarà affatto facile conquistare poi anche il centro e sud Italia, perché insomma, ci furono le guerre italiche, insomma alcuni popoli tra cui i Sanniti insomma che erano la spina nel fianco dei Romani si alleeranno con Annibale, con Cartagine, quindi dobbiamo tenere conto anche di tutti questi aspetti. C'era una buona parte dell'Italia, tutto il mondo sannita, che invece come dire, avrebbe preferito di gran lunga rimanere all'interno della sfera cartaginese. Queste sono appunto le tracce dei rinvenimenti punici in Sardegna. Diciamo che la parte più indagata e più conosciuta è il sud-ovest, il sud, ma non perché nelle altre zone non ci siano, questa cultura non sia arrivata, io non credo, è dovuta prevalentemente anche a delle scelte ben specifiche fatte dagli anni 60 in poi che hanno concentrato ecco, le ricerche soprattutto nell'area sud-occidentale, nel Sulcis. Quindi a volte si pensa che come dire, il resto della Sardegna, perché devono dirci cosa succede nel V, nel VI, nel V, nel IV secolo a.C. nel resto dell'isola. Ovviamente anche lì la cultura punica arriverà, ma gli scavi archeologici nel centro e nella zona orientale sono più che altro concentrati sul settore preistorico e nuragico. La Sardegna è una terra ricchissima, questo insomma ci permetterà di essere appunto ancora i protagonisti nelle vicende del Mediterraneo. È una terra che ha delle risorse immense, il grano, abbiamo appunto poi i metalli e molte cose che ci vengono raccontate dai Romani, come ad esempio il divieto di coltivare alberi da frutto imposto da Cartagine. Questa è una pura leggenda, come anche insomma, gli accordi tra Cartagine e Roma sul possesso della Sardegna. Sono mere invenzioni raccontate tra l'altro secoli dopo e ovviamente in chiave anti-cartaginese, per dimostrare che Roma già nel V secolo a.C. aveva potere contrattuale, cosa che non aveva assolutamente. Altri siti molto importanti come la città di Bitia, mai effettivamente esattamente individuata. Noi quello che conosciamo oggi è il presunto Tophet nell'isolotto di Sugardolinu, c'è però ancora la presenza nuragica, c'è un tempietto di età unica fatto con dei conci
lavorati insomma alla maniera nuragica, sono i classici concertini. Laddove c'è la torre, ecco, proprio sotto è stato fatto uno scavo archeologico alcuni anni fa che ha portato in luce una gradinata che portava probabilmente a un tempio che poi è stato come dire, sostituito, sovrastato dalla torre di età spagnola. La città doveva stare probabilmente più nell'entroterra, avete presente dove c'è il bar proprio sulla strada, nella strada appunto per andare a raggiungere la spiaggia di Chia, la città probabilmente era lì, che però non è mai stata scavata. Poi ovviamente non possiamo non parlare di Nora, Tarros. Ecco, questo è un dato molto interessante su come si svolgono, come dire, le vicende, quali sono, ecco così, gli equilibri politico-militari nel III secolo a.C. Roma comincia a mettere gli occhi sulla Sardegna, ma anche questa data, il 238 a.C., sono date che noi sono, come dire, state scritte molto tempo dopo, quindi che ci sia stata una battaglia tra i sardi e i romani, questo è indubbio, nel momento in cui ovviamente Roma mette gli occhi sull'isola. Cosa possiamo dire di certo? Di certo, ecco, questa battaglia si è svolta, noi pensiamo, nell'area di San Veromilis, perché da lì provengono appunto alcuni elmi di tipo Montefortino, vediamo se ho messo no, alcuni elmi di tipo Montefortino utilizzati probabilmente nell'ambito di questa grandiosa battaglia che vede addirittura Ennio, poeta Ennio, partecipare poi una leggenda postuma vuole che Ennio proprio si sia battuto direttamente con Ostus, il figlio di Amsicora, però noi pensiamo insomma che questo sia un racconto leggendario. La Sardegna proprio in questo periodo, a rimarcare, come dire, la sua identità, continua a emettere queste monete che sono tipicamente sarde, cioè non vengono battute a Cartagine. La zecca stava in Sardegna e abbiamo insomma come nelle altre monete puniche la testa di core sul diritto. Sul rovescio invece ci differenziamo perché si userà appunto come simbolo questo toro, il vitello, un simbolo astrale, e sotto vedete una mezzaluna con un disco solare. Poi esistono diverse tipologie sempre di questa moneta, in alcune c'è la spiga di grano, vedete proprio dietro il toro, il vitello. Andiamo avanti, sì, questa è la monetazione che abbiamo per la prima volta in Sardegna, compare attorno al IV-III secolo a.C., ed è una monetazione che inizialmente imita quella di Cartagine, con testa di core e cavallino, poi pian piano diventerà qualcosa appunto di autonomo fino a diventare completamente indipendente, con le 3 spighe di grano e infine appunto la versione con il toro o il vitello. Allora, abbiamo detto che oggi ci dedicheremo prevalentemente alla città di Cagliari, la Cagliari punica. Caralì, così insomma veniva chiamata in questo periodo, e il nome Car, forse l'ho detto anche altre volte, insomma in occasione di altre conferenze qua, il nome Car è un nome, o meglio, la radice linguistica è una radice paleosarda, non ha nulla a che vedere con il mondo fenicio punico. E Car probabilmente indica roccia, grande roccia, vi direi che questa roccia altro non era se non Capo Sant'Elia, che è diciamo così, il primo sperone roccioso che incontra chi viene dal mare. Carali è la porta della Sardegna, no? La porta del Campidano, quindi ovviamente riveste un ruolo importantissimo. Questi sono appunto alcuni come dire, rinvenimenti, qua si dice indicatori fenici, ma in realtà non sono certi insomma, come provenienza della Fenicia, e poi indicatori nuragici che stanno tutt'attorno a Cagliari. Questa invece è la mappa, una mappa insomma, che ci indica i rinvenimenti certi di età punica nella città di Cagliari. Si va, come vedete, dall'area del porto fino soprattutto all'area appunto dello stagno di Santa Igia. E rinvenimenti,
una delle prime menzioni della città di Karali l'abbiamo grazie a questa campana di bronzo rinvenuta nel tempio di Antas a Flumini Maggiore. Quindi anche in Sardegna si definivano come abitante appunto di Karali, abitante di Sulchi, di Nora, di Tarros e così via. Il tempio di Antas è un tempio dedicato insomma, a un'unica divinità che avrà ancora in età romana ben 3 nomi differenti, quello appunto di Sid Adir, unico, quella del Babai in nuragico perché probabilmente nelle campagne ancora si parlava il sardo nuragico e infine il sardus pater in latino. Allora, i primi rinvenimenti, diciamo quelli ben documentati, ci provengono proprio dall'area di via Brenta, via Po, via Simeto, via Garigliano, dove oggi, per dire, c'è lo spazio Conad. La Cagliari di età punica gravitava attorno a quell'area, quindi era posta in maniera un po' più occidentale rispetto alla Cagliari romana, che invece si sposterà, avrà il suo epicentro nell'area di Piazza del Carmine fino appunto ad arrivare ecco, più o meno ecco, a Via Bonaria. Sant'Avventraccio verso lo Stagno. Esatto, sì. Tra l'altro dobbiamo dire subito che Tuvigetto è una necropoli punica, né fenicia né romana, è quasi esclusivamente punica. Ma c'era anche l'abitato, c'erano appunto delle abitazioni trovate negli anni, tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50. Fu proprio il professor Giovanni Liliu a scavare queste abitazioni. Tra l'altro non tutti sanno che il professor Liliu si specializzerà con una tesi sulle stele, ancora le chiamava fenicie puniche, di Sant'Antioco di Sulchi, quindi di fatto lui come dire, proviene da una formazione che è anche legata al mondo orientale. Queste abitazioni, ormai non più visibili, sia chiaro, avevano una pavimentazione fatta con il coccio pesto, che se vogliamo è un po' l'antenato del mosaico, soprattutto laddove si disegnavano con delle tesserine di quarzo bianco il simbolo di Tinnit o Tanit, di questa sorta di bambolina, vedete, che ha un corpo triangolare, una testa rotonda e poi le braccia in genere aperte. Queste pavimentazioni, come vi dicevo, non sono più visibili, si troveranno ovviamente solamente basamenti murari perché con molta probabilità gli alzati dei muri erano fatti con i mattoni cotti al sole, quindi con sull'adiri, che ovviamente si scioglie appunto, con l'abbandono della struttura. Vedete, questa è sempre la pavimentazione di un'abitazione trovata in via Po, qua si riconosce bene il simbolo di Tanit o di Tinnit e il bastone caduceo. Ecco come avremo visto una casa, un'abitazione della Cagliari in età punica, quindi un'abitazione che avremmo potuto trovare nel V, ma ancora io credo nel III se non nel II secolo avanti Cristo. Poi vedremo insomma in che modo questa cultura ha influito anche ancora in età romana, insomma troviamo molti aspetti legati più a Cartagine che a Roma. Ma non dobbiamo dimenticare che anche dal punto di vista geografico, per noi del sud è più semplice raggiungere la Tunisia che non Roma. Molto molto più semplice, quindi questo è da considerare. Vedremo ancora in età romana ci sono delle sfere di influenza nel sud, come dire, sono più vicine a Cartagine. Nel nord, nelle città, ad esempio anche di Turris Libisonis, Porto Torres, sono più legate invece a Roma e Ostia. E questa differenza appunto si manterrà per tutta l'età romana. Quindi, come vi dicevo, probabilmente il muro era fatto con un basamento di pietra, il resto, l'alzato, era fatto con i ladri, ed erano case che potevano raggiungere come dire, non più di 6-7 metri di altezza, erano abbastanza semplici, avevano delle forme molto squadrate e ovviamente tutta la parte dell'arredamento interno non è arrivata fino a noi. Noi troviamo fondamentalmente i vasi, gli oggetti che non si decompongono con il tempo. Allora,
non possiamo non parlare, quando parliamo di Cagliari, di Capo Sant'Elia, che è uno degli scrigni più importanti dal punto di vista archeologico per la nostra città. Perché? Perché testimonia la prima presenza dell'uomo già nel Neolitico, e poi insomma per tutti i millenni a venire fino addirittura al Medioevo. Alla fine dell'Ottocento un giovane archeologo di nome Filippo Nissardi, di cui diventerà quindi il braccio destro dell'archeologo Antonio Taramelli. Antonio Taramelli si fidava moltissimo di questo suo collaboratore che conosceva benissimo la storia e l'archeologia cagliaritana. Ebbene, lui proprio passeggiando lì sulla sommità di Capo Sant'Elia, in una struttura che è probabilmente quella che adesso gli archeologi stanno scavando, trovò appunto nel muretto questo concio di calcare, oggi esposto al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che sembrerebbe essere proprio una dedica ad Astarte Ericina. Sapete che esiste un bellissimo borgo in provincia di Trapani che si chiama Erice. Ad Erice c'è un tempio dedicato proprio ad Astarte Ericina e Astarte di Erice. Nel tutto il Mediterraneo occidentale esistono solamente due templi di Astarte Ericina, uno appunto a Erice e l'altro a Cagliari. Però a nord del Vero quello che hanno trovato adesso gli archeologi arriva fino all'età romana. Hanno trovato sicuramente quella che è la base della chiesetta di Sant'Elia. Sotto ancora hanno trovato dei lacerti di mosaico romano, la fase punica ancora non è venuta alla luce. Ecco, una delle divinità più importanti della Cagliari punica è questa, è il dio Bes. Vi direi quasi esclusivamente punica, perché nel resto della Sardegna, scusate, quasi esclusivamente cagliaritana, nel resto della Sardegna, diciamo, punica prevarranno altre divinità, tra cui il Sulcis, Tinnit. Ecco, Bes non è una divinità propriamente cartaginese, neanche fenicia, ma è una divinità egizia. Queste due statue, questa statua proviene proprio da Cagliari, dall'area di Viale Trento. È una divinità che, come vi dicevo, arriva dall'Egitto, è un anetto con in genere una barba, ha un copricapo piumato, in genere ha la lingua fuori. Perché? Perché la lingua fuori è un simbolo apotropaico, serve per far scacciare gli spiriti maligni. È una statua in arenaria, probabilmente era dipinta. Da cosa nasce questa divinità? Non lo sappiamo esattamente, si pensa insomma a contatti con aree più centrali dell'Africa, nel periodo dell'antico Egitto, dove c'erano popolazioni di pigmei, che a dispetto comunque della loro statura erano molto abili, affascinavano molto a volte i faraoni, tant'è che probabilmente queste figure di pigmei ispireranno la nascita della divinità di Bes, che a dispetto del suo aspetto, che è tutt'altro, come dire, che bello, comunque una divinità molto molto benevola, visto che era protettrice delle famiglie, ma soprattutto delle partorienti. Andiamo avanti, ecco qua. Dal quartiere della Marina provengono anche altre due iscrizioni dedicate a Melcarto, una appunto questa sorta di obelisco che è esposto al Museo Archeologico di Cagliari, e in basso vedete questa base, probabilmente di una statua o di una piccola colonna, scritta in punico, dove c'è una dedica a Baal Shamem. In particolar modo in questa base si indica l'isola dei Falchi, Hainosim, che corrisponde all'attuale isola di San Pietro. Come si arriva a San Pietro? Hainosim, isola dei Falchi, in epoca romana Accipitrum insula, quindi l'isola dei Falchi, da Accipitrum si passa a San Pietro. E ti assicuro che nell'isola di San Pietro non c'è neanche una chiesa dedicata a San Pietro, è una cristianizzazione di un termine che nulla ha a che vedere con questo santo.
Ecco, non so se avete mai sentito parlare del tempio che si trova, un tempio dedicato a Eshmun, che si trova in Viale Trento sotto l'agenzia Orofino. Sì, Questo tempio è uno, a mio avviso, dei più importanti di tutta la Cagliari punica. Qua abbiamo messo una statua in terracotta che in realtà proviene dal tempio di Eshmun di Nora, ma qua hanno trovato una serie di iscrizioni con delle liste, insomma, di sacerdoti, e essendo dedicato a Eshmun, quello che per i greci era Asclepios e che per i romani era Esculapius, sono stati trovati tantissimi ex voto anatomici, quindi pezzi appunto di arti, perché era una divinità che doveva appunto sanare. E poi, sempre ad età punica, risalgono queste bellissime terracotte trovate tra fine 800 e inizi 900 nei fondali della laguna di Santa Gilla. Allora, non sono romane, sono chiaramente di impronta punica. Qua c'è invece, vi direi appunto, una presenza culturale greca. Perché? Perché si è stabilito che alcune di queste maschere rappresentino dei filosofi greci, forse qualche divinità. Parliamo di statue di terracotta che, come potete ben vedere, sono eccellenti. Sono state fatte da grandissimi artisti. Non sappiamo però nulla di più su queste terracotte, soprattutto su queste maschere, cioè se fossero state prodotte in loco e poi dovevano essere esportate, o appunto se invece provenivano da altre zone, e soprattutto non sappiamo se sotto la laguna di Santa Gilla ci fosse un tempio. Non è detto insomma che la laguna occupasse tutto quello spazio, come non è detto che anche lo stagno di Molentargius occupasse tutto quello spazio, cioè che fosse presente appunto nella Sardegna del V secolo a.C. Qui però dobbiamo tenere conto di centinaia di ex voto, soprattutto mani, ma ci sono appunto anche piedi. Ma queste mani mi fece notare un giorno un medico specializzato in artrite reumatoide, mi diede proprio le fotografie e mi disse: ma quelle posizioni delle dita sono tipiche di chi ha l'artrite reumatoide, cosa molto diffusa ancora in Sardegna, perché ho diverse amiche, diversi amici ne sono affetti. E quindi probabilmente siamo di fronte a degli ex voto che stavano in un tempio, anche questo dedicato, ecco, a Esculapio, Eshmun. Quindi vanno considerate proprio a questo punto quasi certamente come ex voto, e questo tipo di problematica a quanto pare compare nella Sardegna punica. Tuvigedu è una necropoli, continua a dirlo, né fenicia né romana, ma è quasi esclusivamente punica. Questo perché ve lo dico? Perché non abbiamo mai trovato corredi funerari che siano antecedenti al V secolo a.C. E soprattutto diciamo, la parte funeraria della Cagliari romana si sposterà in parte verso Viale Santa Vendrace, verso Via Santa Gilla. Quando anche quella parte è completamente occupata, si sposterà la necropoli ad oriente. La vera necropoli romana di Cagliari è quella che partiva probabilmente dalla zona di Piazza Gramsci e arrivava fino al Colle di Bonaria. Poi c'era un'altra necropoli, che era quella probabilmente della flotta, che partiva dall'area di Vicola Nusei e arrivava fino a Sabutanica, dove c'era il primo giardino ortobotanico della città di Cagliari. Tuvigedu è esclusivamente punica, e ce lo dimostrano anche i corredi funerari trovati, parte dei quali sono esposti oggi al Museo Archeologico di Cagliari. Si tratta di migliaia e migliaia di reperti, quindi non potevano essere esposti tutti, e molti altri probabilmente sono stati venduti in maniera clandestina, perché Tuvigedu, oltre che essere stata distrutta fisicamente, ha subito ovviamente tantissimi scavi clandestini. Le forme cominciano già
a variare, no? Perché abbiamo brocche, anfore, che comunque vedono anche una decorazione spesso dipinta di rosso o di nero. Questi vasi si datano tra il IV e il III secolo a.C. Poi abbiamo queste bellissime anfore, particolarmente decorate. Ecco, queste due anfore, sempre esposte al Museo Archeologico di Cagliari, provengono sempre da Tutigeddu e hanno un'iscrizione che va letta, vi ricordo, sempre da destra verso sinistra, e si parla appunto di due coniugi, Marim con Asht, che donano queste due anfore ai loro padroni. Però anche qua il termine, come dire, schiavo io non lo utilizzerei, parlerei più di servo. Il termine di schiavo è un termine che poi comparirà dopo e che noi associamo molto spesso più, come dire, a quel fenomeno di schiavitù che conosceremo, non so, anche nell'America dell'Ottocento. Questo concetto, diciamo, va rivisto un attimo per la Sardegna punica. Queste anfore quindi rappresentano, come dire, io credo, l'espressione più schietta, ecco, della Cagliari di età punica, dove ci sono, ecco, degli elementi praticamente unici che non troviamo nel resto del Mediterraneo. Come spesso succede, in Sardegna arrivano, diciamo, dei modelli culturali che poi vengono tradotti in maniera del tutto autonoma, e questo succede dal Neolitico poi anche nei millenni successivi. Ecco, questo è un bellissimo busto di terracotta che probabilmente rappresenta Baal Hammon, proveniente sempre da Tutigeddu. Guardate anche la resa, no, della barba, dei baffi, dei capelli. Questa statua, questo busto era probabilmente colorato. Molti pezzi arrivano, come dire, acromi, perché il colore si perde. Lo stesso si dica per quell'altra statuina di Bes, proveniente sempre da Tutigeddu, dove ancora si nota, vedete, l'utilizzo del colore rosso, e Bes appunto rappresentato con la sua iconografia classica, che lo vede appunto con la barba lunga e questo cappello, questo copricapo che in genere è piumato. Provengono poi anche una serie di bellissimi rasoi, anche questi sono tipicamente sardi, ovviamente in un ambito sempre punico. Quindi ecco, quello che noi in genere pensiamo è che nel periodo punico, come dire, non ci siano delle espressioni, delle botteghe che siano equiparabili a quelle appunto della Grecia o dell'Etruria. In realtà c'è tutto un mondo artistico o artigianale che non ha nulla da invidiare al resto del Mediterraneo. Tornando a Tutigeddu, ecco, Tutigeddu è una necropoli ipogeica, le sue tombe sono molto caratteristiche e si discostano in toto dalle altre necropoli puniche. Se andiamo a vedere ad esempio quelle di Sant'Antioco o di Monte Siraia a Carbonia, sono molto differenti rispetto a quelle di Tutigeddu, dove come dire, lo stile architettonico prevede che queste tombe abbiano un ingresso a pozzetto. Ecco perché non riescono a rendere fruibile neanche una tomba a Tutigeddu, probabilmente perché ci sono anche dei problemi legati proprio alla sicurezza. Per chi c'è stato, insomma, nel parco sa bene che ci si può solamente affacciare, vedere questi pozzetti che hanno una forma quadrangolare. Loro probabilmente scendevano con degli scalini di legno o altre volte sono state trovate delle pedarole, quindi dei fori, degli incavi nella parete, e probabilmente insomma scendevano mettendo i piedi all'interno di questi incavi. In una di queste tombe, vedete, si notano delle cosiddette palmette fenicie, vedete già nell'ingresso, ma le decorazioni che insomma non sono abbondanti, ma probabilmente molte di queste sono state cancellate proprio anche dal tipo di roccia che non trattiene le pitture. Sono per lo più decorazioni geometriche, vedete, ci sono delle strisce, delle linee. Dobbiamo pensare insomma che molte tombe sono state distrutte e non abbiano conservato la loro, come dire, bellezza originaria. Questa è la tomba di Sid, una delle tombe indubbiamente più belle, una delle poche, insomma, di tutta la necropoli di Tutigeddu che si è salvata e che ha conservato insomma le sue decorazioni parietali. Anche questa, che vediamo in sezione, ha un ingresso a pozzetto quadrangolare e poi c'è la cella funeraria vera e propria,
che ha diverse rappresentazioni. La più importante, come vedete, si nota a fianco alla divinità, lo vedremo, di Sid, una sorta, insomma, di teca con 3 elementi, e questo è Sid, il guerriero. Questa divinità meriterà un tempio importante proprio ad Antas. Il tempio di Antas è dedicato a Sid, che veniva chiamato Babai nell'età nuragica e continuerà ad essere chiamato come tale ancora in età romana, e Sardus Pater in età romana. Lo vediamo in genere nudo, dotato appunto di una lancia, un elmo crestato e poi la barba. E questa diciamo una delle poche come dire, pitture che si è conservata, ecco, a Tubigetu. Sempre nella tomba di Sid vediamo appunto questi incavi, questi riquadri con la triade betilica. Il 3, come sapete, è un numero sacro, un numero che ricorre in molte religioni, quindi molto spesso noi lo interpretiamo come vita, morte, rinascita, quindi c'era ancora quella visione, diciamo, circolare della vita. La più importante, la meglio conservata, è la tomba dell'Ureo. Cos'è l'Ureo? L'Ureo è un serpente simile al cobra che viene spesso rappresentato sia nel mondo nel mondo punico, ma anche nel mondo egizio, dal quale proviene, vedete, con delle ali. Poi ha sul capo, vedete, un disco solare e un simbolo lunare, e poi è torniato da altre figure. Sono delle palmette fenicie, alcune palmette egizie, e poi 2 visi di Bes, che sono appunto quelle 2 facce, quelle 2 faccione che vedete ai lati. Sappiamo che Bes perché ha la lingua fuori, quindi doveva avere, come dire, proprio una funzione apotropaica. E qua vediamo appunto in basso a destra un dettaglio dell'Ureo, che, ricordo, proviene dal mondo egizio. Ecco come avremo visto la tomba dell'Ureo ancora in età punica, quindi con molta probabilità all'interno di queste cellette c'erano delle lettighe, insomma, dei supporti con delle tavole di legno dove si poggiava il defunto avvolto da delle garze di lino, e queste garze erano probabilmente imbevute di balsami, profumi o riprofumati, che avevano appunto lo scopo di limitare i miasmi della decomposizione. E poi tutto il corredo funerario attorno, lucerne, piatti, brocche e così via. Ora a Cagliari non abbiamo, ahimè, molto materiale scheletico di questo periodo. L'umidità che troviamo in queste pietre è tale per cui quando aprivano le tombe trovavano giusto, come dire, l'orma, no? dello scheletro, che ormai si era completamente decomposto. Abbiamo dei casi però molto interessanti della necropoli di Spirigetus a Sant'Antioco, che è quella che c'è proprio sotto la cosiddetta torre sabauda bizantina di Suvisu, il forte di Suvisu, dove hanno trovato dei sarcofagi di legno, ben 12 sarcofagi di legno con delle pitture. Potete immaginare lo stato di conservazione non era eccellente. Tra l'altro, quando già come stavano come dire, portando fuori il materiale, ovviamente si stava sbriciolando. Io ho parlato con alcuni operai che hanno, come dire, partecipato al rinvenimento, insomma, di questi sarcofagi, e parlavano di un forte odore proprio di resina di pino appena hanno aperto la tomba, quindi probabile, insomma, che questi sarcofagi fossero fatti con il legno di pino. Un'altra scoperta importante, sempre a Sant'Antioco, ma in Diasteri, dove c'è un'altra piccola necropoli, è un corpo che era avvolto da delle garze di lino, poi erroneamente chiamato dai giornalisti come la mummia. In realtà il processo di mummificazione non veniva applicato in Sardegna, erano diciamo quasi esclusivamente inumazioni. Questa è una tomba che trovai io 8 anni fa a Monteclaro. Venni chiamato alla soprintendenza perché emergevano dal terreno un po' dei pezzi di vaso, di terracotta. Come abbiamo cominciato a scavare, vengono fuori queste 5-6 anfore, scusate, tipicamente puniche, si chiamano anfore a siluro, che erano messe in maniera obliqua. Tra l'altro la cosa particolare è che la bocca di queste anfore era rivolta verso il basso.
quando rimuoviamo queste anfore viene fuori appunto uno scheletro, un inumato, anzi un'inumata che aveva più o meno una quarantina d'anni, così mi disse il mio amico antropologo che mi aiutò appunto a scavare lo scheletro. Poi va bene, cosa è successo? Che probabilmente c'era un'altra tomba sopra, parte del materiale scheletrico è caduto giù. Vedete l'immagine a destra? C'è una mandibola che sembra andare a baciare l'altro cranio, quindi i giornalisti hanno un po' fantasticato, parlano di un bacio, di un lungo millennio, in realtà è una cosa meno romantica, cioè è caduto uno scheletro, ma non che non ci fossero nel passato, però non è questo caso. Invece è molto interessante il corredo funerario, perché era composto da 3 oggetti, una brocca abbastanza semplice, con comunque questa decorazione che ci aiuta molto a definire anche l'ambito cronologico, quello della fine del IV a.C., una brocca che serviva in maniera diciamo generica per il vino, un'altra brocca trilobata, poi vedremo qual è la caratteristica di questa, molto rara perché solamente un altro oggetto identico a questo venne trovato al Tranelli nella necropoli di Predio Ilma all'inizio del Novecento, e poi vedete questa specie di tazzina che è più antica di circa 100 anni rispetto a questi 2 oggetti, e questa donna la portava proprio qua quindi io ho pensato a qualche oggetto ereditato, qualcosa insomma che apparteneva insomma, alla famiglia, e lo porta con sé. Vediamo il dettaglio di questa bellissima brocca. Guardate, ha un viso femminile, forse una divinità. Questa è quella che ho trovato io, questa è quella che trovò, quella in alto a destra, il Tranelli nella necropoli di Predio Ilma. Invece questa fotografia l'ho scattata al museo dei Cerveteri nel Lazio, ed è un pezzo etrusco un po' più antico rispetto alla nostra, quindi niente di strano che in questo caso sia stato il mondo etrusco a continuare a influenzare insomma anche perché non si interrompono i rapporti, cioè, c'erano già in età nuragica, proseguono per tutta l'età punica. E vedete, è praticamente identico, solo che quello è un buchero, e come sapete il buchero etrusco ha come dire, un tipo di cottura, degli impasti molto differenti, ma lo schema è praticamente identico. Avete mai sentito parlare della lastra di Cleon? Allora, dovete sapere che questo pezzo venne trovato alla fine dell'Ottocento in località Sant'Uiaci a San Nicolo Gerrei. Voi direte, ma cosa c'entra con Cagliari? C'entra e come? Adesso lo vedremo. Anzitutto questo bellissimo pezzo non è più in Sardegna, è esposto nel Museo di Antichità Archeologiche a Torino. Come arrivò a Torino? Siamo insomma ancora, in realtà non è proprio fine 800, è metà 800. Questo oggetto, trovato da un contadino appunto in località Sant'Uiaci, dove voi adesso potete vedere la base di un tempio e una piccola sorgente a pochi metri. Probabilmente ci arrivò perché il canonico Spano, per ingraziarsi la commissione della Regia Accademia, donò non solo questo pezzo ma anche altri. Pensate che questo pezzo, che pesa più o meno una ventina di chili, in bronzo, era la base di o meglio, il rivestimento in bronzo di una base di una colonna, di una delle colonne di questo tempio. È così rovinato perché probabilmente ci passavano con l'aratro, quindi l'hanno... Però vi dico solo che è considerato come uno dei pezzi archeologici più importanti in Italia, e indubbiamente il più importante di tutto il Museo di Antichità di Torino. Perché è importante? Perché è una lastra trilingue, anzi mi permetterei di dire tetralingue, e vedremo anche il perché. Il testo è un testo che non lascia adito a dubbi, è come dire, un ringraziamento ad una divinità che viene nominata, denominata in 4 lingue. Chi è il protagonista di questa storia? È un cagliaritano, cioè una persona che vive a Cagliari, che tradisce delle origini greche dal nome, che è Cleon,
che non è né un nome punico, né latino, né paleosardo, è un nome appunto tipicamente greco, e poi perché c'è anche una parte in greco, è più o meno la stessa dedica, come vi dicevo, in 3 lingue differenti. Questo Cleon arriverà a Cagliari, forse la sua famiglia arriverà dopo la conquista romana della Grecia. Le famiglie più abbienti molto spesso come dire, facevano una gara per avere, no, dei precettori greci, erano tutte persone con una cultura mediamente alta rispetto insomma, al mondo romano. Come tanti schiavi liberti, servi liberti, farà carriera, tant'è che da lavoratore delle saline a quanto pare diverrà poi un socio di questa società. Tra l'altro in latino questo viene anche, come dire, indicato. E offrindono ad Esculapius, riconoscente per la grazia ricevuta. Era malato, non sappiamo esattamente quale malattia l'avesse colpito, ma per guarire si recò a San Niccolò Gerrei, non a Cagliari, proprio a San Niccolò Gerrei. Perché? Perché evidentemente questa sorgente, che probabilmente era già utilizzata in età nuragica, aveva questa fama di essere curativa, tant'è che guarì. Ecco, c'è però un aspetto che fa sorridere. Nel testo greco, cioè il testo dei suoi connazionali, omette di dire che fu uno schiavo. Qualcuno sostiene che magari si vergognasse un pochettino, ma questa è giusto, come dire, un'ipotesi. E poi c'è anche la parte in punico che, benché siamo in età romana, è quella più completa, quella più ricca. Quindi già questo ci dice quanto forte sia stata questa cultura, che resisterà ancora in età romana. Ma la peculiarità è che questa divinità viene indicata con 4 nomi: Asclepios in greco, Esculapius in latino, Eshmun in punico e Merre in paleosardo. Quindi voleva farsi capire. E questo ci dice appunto che probabilmente diciamo in ambito extraurbano si parlasse in questo periodo ancora il paleosardo. A Cagliari sicuramente si parlavano 3 lingue: il latino, il greco e ancora il punico. E non escludiamo che parte della popolazione magari parlasse ancora il paleosardo, solo che ovviamente i testi ci arrivano quasi sempre, diciamo, con un'unica lingua. E a testimonianza della, come dire, della vivacità, anzi della forza che ha questa cultura ancora in età romana, abbiamo questa moneta battuta a Cagliari nel I secolo a.C., quindi ormai la Sardegna è fortemente, teoricamente, romanizzata, ma viene ancora amministrata la città di Cagliari da 2 suffeti, 2 shafetim. Dobbiamo immaginarli come 2 sindaci dell'epoca, ed è il sistema di amministrazione che c'era a Cartagine. Tra l'altro la Cartagine scompare, in Sardegna resta. Pensate un po', questa è una cosa molto interessante. Quindi quello che noi dobbiamo immaginare è che le cose non cambiano da un giorno all'altro, cioè l'arrivo di Roma non significa il cancellare completamente tutto ciò che c'era prima. Quindi questi 2 suffeti sono Aristolicoce e Mutumbal. Aristo il primo, Ricoce Mutumbal il secondo. Nel diritto appunto ci sono i 2 visi, nel rovescio c'è il tempio di Venere, e in alcune monete è indicato proprio anche Car, qualora non si fosse capito qual è questo tempio di Venere. Qualcuno aveva ipotizzato inizialmente quello di Ishtar, di Astarte, di Caposanteria, che effettivamente poi viene assorbita dal mondo romano e diventerà Venere, ma con molta probabilità invece si tratta del tempio di Via Malta, dove hanno trovato effettivamente come? Sotto il Palazzo delle Poste, teatro tempio. Quindi diciamo il teatro serviva per accogliere, come dire, l'amministrazione cagliaritana, e ovviamente il tempio doveva, come dire, garantire, faceva da garante sull'amministrazione della città. Ricordo, siamo nel I secolo a.C., come anche quella lastra che abbiamo visto. Fu l'unica
di via 20 settembre. Cosa c'è di particolare? Anche questa, qua siamo addirittura nel primo secolo d.C., la Fullonica era una sorta di tinto lavanderia, e questa va considerata come una sorta di insegna, no? Che è mosaicata, ma il particolare è che questo personaggio, che ha il trianomina alla moda romana, però ha un nome cartaginese, Silisonis. Quindi cosa è successo? Che c'è proprio una commistione, no? C'è ancora l'influenza cartaginese o punica, benché la Sardegna pian piano si stia romanizzando, pian piano per modo di dire, cioè nel senso che siamo già nel primo secolo, scusate, nel primo secolo d.C. E questo insomma ci dà, come dire, un'idea di quanto fosse ricca la Sardegna in età punica, ancora in età romana, e di come appunto forse proprio l'elemento punico sia quello che abbia influito maggiormente sull'identità della città di Cagliari. Bene, io mi sono attenuto alle tempistiche, vi ringrazio per l'attenzione.